Pronti? 1, 2, 3. Buono il segnale, l'errore di Xenox B, mentre veloce Zagorit che conquista subito la testa, viene attaccato all'esterno da Zuelgal, poi Zinajet, mentre seconda posizione per Zinajet, poi Zuelgal, mentre tra gli altri Vincent Trio ha girato sollecito, molto più di Veleno Stecca. E intanto i primi 400 se ne vanno in 37 dalla testa. La quarta posizione per il favorito Vincent Trio, mentre in penultima c'è Veleno Stecca che precede Visipan. 46,2 per il 600 di gara con Zagorit che continua a condurre a discreta andatura, reduce da 2 vittorie. Gianvito D'Ambruoso l'ha messa sul ritmo, 1, 1 e 2 il passaggio agli 800, nessuno muove l'esterno e ora lo fa Veleno Stecca per stanare Vincent Trio, il quale ovviamente esce all'esterno per anticipare l'avversario. Intanto 1,16,5 per il chilometro, continua a guidare Zagorit, seconda posizione per Zinajet. Numero 2 Xenox B squalificato. Un parziale in 14,3 qui davanti alle tribune con Vincent Trio impegnato all'esterno scoperto. Veleno Stecca che per il momento non riesce a seguirne l'azione ma continua a dar via tutta Zagorit con un altro parziale violento in 14,6. Seconda posizione per Zinajet, poi Zuelgal. Vincent Trio cerca di riproporsi con generosità all'esterno ma il ritmo è violento. Siamo ora a 400 dal palo con Zinajet che anticipa Vincent Trio. In vantaggio Zagorit, lungo la corda c'è anche Zuelgal che vuole inserirsi. Vincent Trio in schiena Zinajet, al comando entra però ancora Zagorit. Completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo, Zagorit in testa, ci prova ancora Zinajet, ci prova Vincent Trio, ci prova Zuelgal, finale con Zagorit che sul palo è raggiunto e forse battuto da Zinajet. Ancora un arrivo strettissimo, 1,15,5, 28,9 di là, 30,5 a chiudere. E ci sarà da rivedere davvero anche qui. Vediamo, intanto Zagorit ancora al comando, ma Zinajet con coraggio lo attacca nelle battute conclusive e sul traguardo, vedete, guadagna visibilmente terreno, probabilmente riesce a stamparlo di precisione, ma è un arrivo anche questo stretto. Dal nostro punto di vista Zinajet e Mattia Orlando stampano Zagorit, quindi nulla da fare per i penalizzati ed è probabilmente Zinajet che vince su Zagorit. Quota di 8,13 per l'allieva di Mattia Orlando, mentre per il terzo un generoso Vincent Trio a ragione di Zuelgal. Aspettiamo naturalmente la fotografia eventuale, l'eventuale fotografia.